Amici, ma soprattutto amici, siamo ritornati dopo 2 anni di silenzio stampa, di silenzio giocate, di silenzio gente, di silenzio di tutto, siamo tornati. Finalmente siamo arrivati, ripartiamo con questo Palio de Starajoles 2022. Siamo a Paluzza, nella lontano Friuli, nella Carnia, nel cuore della Carnia, vicino all'Austria. Ecco qua, qui nasce il Palio de Starajoles, ben 36 anni. Era il 1984 quando iniziarono i primi grandi eroi a portare avanti questo evento. Sono qui assieme a questo fan, queste balle qua di fieno, ecco, che danno l'inizio proprio a questo palio. Diciamo che questo fieno qua verrà utilizzato dalle ragazze che correranno con la Starajoles, lo porteranno in giro per Paluzza, e portando in giro per Paluzza faranno la loro gara e naturalmente vincerà il migliore di queste contrade che sono qui presenti oggi in questa piazza e in questa bella vallata. Ora, dopo queste bellissime questo fieno, queste balle di fieno, dall'altra parte, ecco il nostro Gianluca che ci sta filmando, che lo ringrazio naturalmente. Dall'altra parte abbiamo invece pronta la tiame. La tiame sono i pezzi di legno che andranno a comporre la Tiaroggiule, e poi con questa Tiaroggiule si partirà nella vera gara che sarà l'ultima, diciamo, di questo evento qui fantastico qui a Paluzza, di questo 2022 del Palio de Starajoles. Ora però quest'anno vogliamo fare qualcosa di diverso. Gli anni passati seguivamo più dettagliatamente le gare, quindi gli atleti e tutto quello che c'era al contorno. Quest'anno vogliamo però andare nella gastronomia, andare a cercare un attimino, a scovare, diciamo, i veri ingredienti di questa grande festa che è qui a Paluzza, questi 2 giorni di ferragostiani qui in questa bella valle. Ora seguitemi, perché iniziamo con la prima contrada, che è la contrada che ha vinto 2 anni fa, nel 2019, quindi quasi 3 anni fa, il palio, che è la contrada di Tausia e Liushul. Seguitemi che andiamo velocissimi a scoprire questi ingredienti magici e questo bel mangiare e quel bel stare assieme. Signori, siamo arrivati nella prima contrada, quella che ha vinto il palio, la contrada di Tausia e Liushul. Eccoli qua. Ce si fa a Tausia e Liushul? Specialità della casa, andiamo a chiederlo a nonno Sam, prima nonno Sam. Allora, caro, buondì. Stefan, detto nonno Sam, il nostro caro Stefan, che oggi assieme tutta a fa la polente con Umberto, lei è il mio capo, lui è... Lei è il capo. Lei sta insegnando un attimino. Ho apprendistato per il momento. Tu sta apprendistando, ma che sta apprendistando? Ma giovi, cioè... Frutti, ma è un buon insegnante. Ma sì, non ti rompi balle. Non ti rompi balle, ma comunque... I viunati però, alunno, attenzione. Alunno, ma questo alunno qua, apprendista, che non è di qua, però vuole esportare questo bel far la polenta con questa degustazione qua, esportarla da lontano. Da dove? Da Vicenza. Con Vicentino Magnagatti. Esatto. Allora, senti, ma qui Capoberto ti ha seguito in questi insegnamenti bene? Sì, sempre, mi tiene sempre d'occhio. Ti tiene sempre d'occhio. Ho visto che in questi 2 giorni qua ti ha fatto girare la polenta, il mestolo lì per molto. Esatto, sì. Quindi hai fatto anche forza. E allora andiamo da lui. Colui che la polenta ormai è lui, la polenta, lei c'è l'arca, lei è la polenta, è lui, eccolo qua. Capo Bertolaso, eccolo qua, Berto, la polenta di Berto, gli ingredienti magici e le quantità di Berto. Facciamo come in cucina, che mai va di moda per televisione. 4 kg di farina, sì. 18 kg 18 litri di acqua, 22 kg di polenta. 22 kg, ma 60 porzioni. Mandese al denti da metti di particolare? Oh. L'importante è la farina. Ora adesso buine. È la farina adesso buine, no cranios, no? Esatto. E però mi diceva Capoberto che è andato a Ruba in quest'anno qui in questo spazietto dedicato alla polenta, c'è la croste, no? È vero? Veramente. La croste mangiare tutto. Noi la toglievamo
la metterina là. Come che io dei sono non denuati. Hanno denuati. Quindi la croste, per quelli che non sanno, stato che magari sono furlans, che sono giù vicentini, magnagatti, eccetera, no? Ecco. E allora eccola qua, la croste è quella lì, vedi Gianluca Tiale Faiori, ecco. Alberto? Eccola là, quando è pronta? La polenta è da llevare. Come è pronta, parlare e che se la mangi ben volentieri. Ecco, quindi con che diceva Alberto che quando si stacca, diciamo, questo pezzettino di crosta vuol dire che la polenta è pronta. È pronta, perfetto. Allora, adesso che la butta un attimo, che facciamo vedere a tutti quelli nostri telespettatori grandiosi della nostra magica emittente video telecarnia, in direttissima, la polenta di Berto. Attenzione, ecco il polenton alla via, è pronto. Oh, attenzione, non segue le operazioni perché deve imparare, è vero, no? È vero, quindi attenzione che parte, eccolo, pronti? Eccola lì, polentissima di Berto. Bene, grazie capo. Mandi, Capo Berto è molto stringente nelle cose perché lui è un operativo. Ora Gianluca, cari telespettatori, cari amici, andiamo avanti e andiamo verso la zona cucina. Cosa cucineranno mai gli amici qui di Tausi Lischul? Intanto voglio farvi vedere il vessillo, il palio di Stieroggiules, quello che è stato vinto 3 anni fa, quindi nel 2019, è questo che adesso noi riconsegneremo, diciamo, all'organizzazione del palio per poi vedere un attimino se saremo ancora noi, diciamo, i vincitori o qualcun altro, sulle 3 oppure altre contrarie. Gianluca, seguimi. Ed eccoci qua, entriamo nel cuore della gastronomia carnica e abbiamo qua il cacciatore del bosco, il Teo, che è lui che è specializzato in cacciazone, e qui c'è fascino di magnacchi, Teo? Allora, cervo e capriolo, misto diciamo, no? Misto cervo capriolo, ma naturalmente robe nostre, insomma. Sì, autoctona, come si dice, no? tutta della nostra zona qua, dai, dalle nostre montagne. Quindi dicono che è buono. Allora, invece il Teo è il cacciatore, quindi è quello che, diciamo, riesce... Preleva, fai prelievi, ma sono prelievi organizzati, giusto Teo? Sì, facciamo caccia di selezione, quindi sì. Ecco, è selezionata, quindi. Invece chi cucina? L'anima, la mente, il genio, ecco qua. Qui abbiamo il genio che cucina questo Salvadi. Si chiama Sabrina, la Sabri, eccola là, è da Trelli di Paolaro. E a lei gli chiediamo naturalmente come che si fa che Salvadi a chi? Semplicemente il burro, l'olio, la carota, cipolla e sedano e basta. E poi l'olio e tutto il resto per cuocerlo bene, basta, senza né farine né niente. Ma ci sono anche degli ingredienti di segreti che non possiamo. Il ginepro di segreto. No, non dire, c'è un segreto, ma il segreto sono le mani d'oro, eccole qua. Queste le mani d'oro che, diciamo, mescedano, ecco, questo bene, questo Salvadi. Ecco, grazie Sabri, adesso però ci addentriamo in un'altra specialità. Oltre che il Salvadi, qui in questa bellissima contrade di Tausi Lischul abbiamo i tipici tiarchons. Qui abbiamo la nostra Sabrina che è intentissima a preparare i tiarchons, a cucinarli e poi a prepararli. Allora, questi tiarchons, diciamo il tocco finale, qual è il tocco finale, Sabri? Sabi. Il tocco finale sono le cicciole. Diciamo che la sfrices in Carniel. Una spolverata di ricotta affumicata. E poi basta. Invece gli ingredienti andiamo qui dalla Monica, ecco lei che li prepara. Dovete capire che ne hanno creati 8.000 in una settimana, quindi sono brave queste donne qua che si danno molto da fare. Ecco, sentiamo quali sono gli ingredienti all'interno di questo tiarchon. Patate, cipolla, menta, prezzemolo, cannella, zucchero, sale.
Ecco, questi sono i tiers naturalmente della nostra vallata di Liushul. È chiaro che ogni vallata, ogni puesto in che si va, ha i suoi ingredienti particolari, no? Quindi ci sono questi, diciamo, questi ingredienti sono principali. Poi abbiamo ancora un piatto, abbiamo dei gnocchi che si chiamano, gnocchi di blede. Gnocchi di blede. I gnocchi di blede, ora bisogna capire cos'è la blede. Per capire cos'è la blede gli chiediamo qui alla nostra Giusy, ecco, la nostra bella Giusy qua, la nostra bella signora sempre dal sud di Tausia e Ligossullo. Ecco, cosa sta blede, come si fanno questi gnocchi? Gnocchi con la bieta, semplicemente gnocchi con le patate, la farina e la bieta passata in padella e poi messa nel ripieno. Ecco, li vedo verdi, come mai sono verdi? Perché la bieta è verde. Ah, perché la... imbecille. Bene signori, ecco, allora abbiamo capito un attimino la cucina, quella che ci interessa a noi, la cucina vera e propria qua di naturalmente Tausia e Liushul. Ecco, la gastronomia nostra. Ora però continuiamo il nostro viaggio, andiamo in un'altra contrada, andiamo ad ascoltare, a sentire i profumi, i sapori e tutto quello che è di una gastronomia tipica qua in Carnia. Le nostre bellezze di vallata e naturalmente la gastronomia ancora qua a Ligossullo, ma oltre che la cucina tipica abbiamo anche i dolci. Qui abbiamo la Nadia. Che tipo di dolci abbiamo, cara Nadia? Lo strudel, la crostata, torta di mele, tutti quei dolci tipici nostri friulani. Ecco, senti, ma allora, quanti ne abbiamo fatti circa, giusto per avere un'idea? Un po'. Parecchi, perché i dolci vanno i dolci, piace, alla gente piace il dolce tipico carnico, no? Sì, piace. Ecco, quindi hai lavorato molto? Sì. Vedete, ha lavorato, che stai in tacchi, ha lavorato. E quindi continuiamo a lasciarla lavorare la nostra bella signora e gustiamo ancora questi momenti qua a Ligossullo e Tausia. Cari amici, entriamo in un'altra contrada, la contrada di Claulis. Oh, io che qui sono terribili, attenzione, perché qui sono suscettibili, non si può di nulla, bisogna stare tranquilli. Eccoli qua, benissimo, entriamo in questa bella contrada. Buongiorno signori, buongiorno. Vediamo un attimino di intrufolarci nella cucina, perché noi adesso facciamo la gastronomia e quindi la cucina ci interessa. E vediamo qui una classe di ferro, la Lucia, lei è quella che controlla, sorveglia elegantemente tutta la cucina. Allora, cara Lucia, dimmi, alcici che sennò Gianluca non può sbassarci. Ecco, cara Lucia, raccontaci che cosa produciamo in questa bellissima contrada di Claulis. Allora, gnocchi sulla sfricces. Gnocchi sulla sfricces, sì, ma no che sfricces si pensai voi. Smettila! Ma scusi, ma sai, qualcuno magari suscettibile, voglio sapere. Ma poi vai in televisione! Anche di che, sì. Ecco, dimmi. Vari tipi di formaggi di monte, produzione propria e polenta e Jouve di Luania. Come Jouve di Luania? Ma ecco, no, allora, qui faccio una parentesi velocissima perché non voglio trattenervi troppo. Ma poi abbiamo la Stritulas quest'anno, che è un piatto che è andato a ruba. Jessica ieri sera non ha alzato la testa per 3 ore di fila. E noi siamo molto invidiosi, abbiamo mandato giù le sentinelle, no? Hai capito? A verificare quanta gente c'era. E c'era tanta gente e noi non avevamo nessuno su nella contrada. Ed eravamo veramente... Ma andavamo su? No, lei veniva su a controllare se anche noi avevamo... No! È tutta una guerra, cari amici! No! Non state dietro, è tutta una guerra! Dica! Noi Esponga. mangiavamo le stritulas, no? Ecco. E poi dicevamo, andate su di Tausia e Liushul che hanno le grappe per digerire tutto. Difatti abbiamo venduto tutte le grappe, grazie Lucia, ma che amore, vedi, è tutta una grande fratellanza, perché tra l'altro, voglio dirvi anche questo, che tra l'altro noi siamo allo stesso livello, quindi ci guardiamo, 950 metri Claulis, 950 Ligossullo, quindi ci guardiamo. Quindi, quando lei stende qualche mutandone io arrivo a vederlo da lontano e se non è pulito gli telefono, hai capito? Allora, tornando un attimento a Jouve, vi racconto solo questa, no? È l'usanza di mangiare, da me perché mia mamma è di Paolaro, quindi sapete i paolarini sono team Mattucei, non so se anche qua, l'usanza di mangiare lo Jouve in Quaresima, quindi il venerdì, ecco, da noi il venerdì sera, no? Si mangia lo... Quaresima che non si mangia carne, voi
mai ti smangiai giù con la luana? No, vedete, mette sempre lo zampino, hai capito? Mette la spadina, tac, no, è lo Juve senza Luani, noi siamo... Noi amiamo solo, diciamo, lo Juve, non la Luani, e poi ti ingrassa, ti crea problemi. In quei tempi non c'erano Luganighe. Abbiamo una certa età. Allora, facci vedere queste frittelline. Gian, vieni qua, Gianluca, un attimo, Jessica, vediamo dov'è la Jessica. Queste belle donne qua, Ecco, questa bellissima donna che si chiama... Karin, ecco Karin, cosa stai facendo? No, perché dobbiamo dire i vari processi come si dice, non di funzionamento, i processi di lavorazione, bravissimo lavorazione. Con la Jessica che vi... Al momento. Tutto fatto al momento. No, ma senti una roba, tu ci stai facendo, mi interessano. Io sto mettendo la frittura al zucchero. Ecco, le frittole vanno con lo zucchero, hai capito? Se no non prendono, non gustano, hai capito? Quindi la Jessica cosa ci racconta? Invece la Jessica, ecco, si gira un attimino, vediamo. Ecco, no, girati a telecamera, se no Gianluca va a fare la trottola e non arriva dopo, diventa immazzi i nostri stelle spettatori. Ecco, cara Jessica, allora illuminaci. Dacci la ricetta, dacci come si costruiscono queste frittole. Allora, anche in Furlan non è problema. Benissimo, farina, zucchero, ush, latte, rum e un tiro di lievito. Hai capito? Ma che lei è ananas, no? Hai capito? Sì, a Sameres, no? È ananas, vedi? Ma è mela, sono finte, no, perché ormai sapete benissimo che ho sentito, ci sono voci che a Cleulis con il cambiamento climatico ora produrranno anche gli ananas, hanno già messo qualche qualche piantina e sembra che cresca. È vero. E poi anche l'uva, mi hanno detto che i Takai senti con l'uva. Olive sono una tian. Le olive. Olio Ma di olive. Le olive clevolane. Ecco, andiamo avanti, Gian, prendete avanti, scusate un attimino, siamo tutto in diretta, quando si scherza. Questa bella signora qua, ragazza, giovane, dalle belle speranze, di nome, che non mi pensi? Gloria, oh bella Gloria. Senti, cosa sta facendo, cara Gloria? le mele per la signora Jessica. Ma c'è che li impresta? Non vi mai detto una roba vergognosissime così? Sì, in avanti, qualche funziona, avanti, ma qualche non funziona, sì. Allora che la per scusare meglio, ma non mentiarne, io devo roba sbagliare. Ecco, quindi tutto bene da mantie. Esatto, ci spele. Perché le donne per menare la mantia sono fantastiche. Ecco, io sto salta furgia così. Ma città anche. Città, io vengo fuori. Ma signori, no. Signori, questa novità è incredibile. Solo qui in Carnia, queste novità le potete ammirare e le potete... E no rubanus, No rubanus che no... Vi hanno fatto il brevetto, no? Perché voi mettete il brevetto, fate il brevetto. Ecco, a salta furbe non preciso. Avete visto? Allora guardiamo un attimino come funziona. Allora poi lei taglia le mele, poi le mele vengono passate in questa tisana con dentro... Ma nella pastella. Nella pastella, che ignorantone. Quella di prima. Quella di prima, e poi vengono cotte, fritte, e poi vanno naturalmente nello zucchero. Benissimo, abbiamo seguito, e poi diciamo ancora una cosa alla super organizzatrice, Lucia, eccola qua, gli diciamo solo che diciamo di continuare bene la giornata e di ricordare, perché poi dobbiamo fare anche un po' di pubblicità, cari amici, di ricordare i momenti magici a Cleulis e Timau, soprattutto a Cleulis. No, ma ormai sono Timau e Cleulis, ormai sono amici. Si stanno amicizzando, bene. No, perché no. Ma è nel mezzo, no, però nel mezzo c'è il Granducato e lì è un problema, Bellissimo, andremo a trovarli. Ecco, allora, dacci gli appuntamenti di Cleulis che sono importantissimi. Non abbiamo più, noi adesso... Insomma, anche di prossimo Natale prossimo, velocissimi. Natale, sicuramente il Natale dei bambini, il concerto di Natale, e un altro anno il Carnevale San Juan, la cosa più importante del che è la festa di agosto.
con la specialità. Tiarchons nostri. Perché i tiarchons sono buoni, non come quelli di Ligosolo, ma sono... No, meglio, più buoni. No. Allora, già che siamo qua, approfittiamo di Lucia e gli chiediamo che ingredienti hanno quelli di Claudius. Dai, tu scherzi. Non si può dire. No, tu has da dire al manculare. Oltre che la marijuana che si vince dentro. Certamente. È sicuro. Beh, tutte eccitate queste donne. Molatemi. Ma puoi venire su che tu che te ne diamo che te. Verrò anch'io. No, a te no, perché sennò. No, che sennò se tol marijuana è finire. Dici gli ingredienti velocissimi. Allora, patate, uvetta, zucchero, sale, le erbe non si possono dire tranne il prezzemolo, il resto è una nostra ricetta un po'. Ma quindi qui abbiamo un mix tra il dolce e il salato, voglio dire. Un mix tra il dolce e il salato, non sono né dolci né salati. Ecco, quindi ricordiamo il prossimo anno, se venite su in Carnia, dovete venire su a Claulis alla festa di San Sual il 5 di agosto. E non sposti l'ora, calvegniti il diluvio, non sposti. No, esatto, calvegni il diluvio, cassette di lunis, di martes, di miércoles, il 5 di agosto. Non interessa, domani in ferie, vedo capito. 15 giorni, non solo uno. E con questa bella ragazza, bella signora diciamo, no? Vi lasciamo... Solo perché sono nel Ma noi siamo i ragazzi della seconda età. Allora, vi lasciamo da Claudius. Dai che arriva un'altra bella signora. Venga signora, venga. Venga, Ursula von der Leyen. Non è lei, Ursula von der Leyen, eccola qua. Scusa Lucia, tu sei un po' più vecchia, qui andiamo con le giovani. E questa bella signora che... lei che cosa fa qui, velocemente qui nella... No, io... Lei è la public relation della... Allora, il mio compito era che... Ecco, qual è? La messa del pane. La che è importantissima, se no Don Tarcisio, che lei di Claudius dopo ci scomunica. Esatto, e dopo io avevo di organizzare un tic il tema da sfilare di voi. Ecco, ci avevo pensato al tema di sfilare? Il Bosch Bandit. Il Bosch Bandit, Calelat. E lì dopo quanti saranno in placcia. Hai capito? Allora io sto questa qui è la mente dell'organizzazione di tutto ciò che riguarda il palio e la sfilata. No, la mente no. Io adesso sono tutte così. No, ma io. Chiacchierando con casata, viene bon. Loro praticava, aveva il lavoro più pratico e io ho creato un tic. È chiaro, invece no. Loro. Invece no, per dire la svelina anche la nostra, no? Invece no, ieri ai comuni che vi montati tendon seduti che le chelati alla vina che vi seduti di tausi usciù, no? A un certo punto si in tucano e vi inviarti il poccetto andare in due sotto, no? Che eri in danza che tentavi di scavare, di arrivare alla via in banche e non sono arrivato e non avevi da mangiare da bevi e mi dovevo tirare io fuori se davo da mangiare da bevi. E tale banca si era, ma non sono arrivato a sbugiare. Bene, da Claudius è tutto, linea al prossima contrada. Continua la nostra kermesse, la nostra gita gastroculinaria, voglio dire, ecco qua siamo arrivati qui nella Proloco, che la Proloco, vediamo un attimino se troviamo il presidente della Proloco, è qua la nostra Nadia, eccola qua, un applauso alla nostra Nadia, cara Nadia, ecco, girati per le telecamere, facci vedere la tua bella deshabillé, voglio dire, no? Eccola là. Senti cara Nadia, ecco la presidente del Proloco che hanno qua il bel stand e che cosa si gusta qua? Quali sono i piatti tipici? Te lo devo dire che possiamo... Dai, furlan, non è problema, stanno capiscendo tutti, all'internazionale. Macarons di Brundui. Macarons di Brundui, ecco, dopo io da in cui faccio i macarons di Brundui? L'Arianna. File d'aspe. C'è roba? Le file d'aspe. No, scusami, c'è un piatto tipicamente di Fielis. Una patata lessa con una salsa al formaggio e all'uovo, con l'uovo. Quindi che sono i piatti tipici? E poi abbiamo il gelato. Il gelato. Latte di Malga Lavareit. Con maghe, ecco, quindi con latte delle nostre maghe qui, Malga Lavareit sopra Timau, giusto? Sì. Ecco, là si va da Claudius, si va su e si arriva lì. Dopo non so se è zona Claudius o Timau, perché sennò è una guerra, no? E invece adesso ho sentito, è arrivato un uccellino che è arrivato qui velocemente, mi ha dato una notizia supersonica che è anche il compleanno della nostra presidente. Allora, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Nadia, tanti auguri a te,
ma che notizie amici, tutte in diretta, questa è la carne, è una grande famiglia, una grande che si amano, si vogliono bene tutti. Bene, andiamo però dall'Ariana, che è lei che cucina, è lei che ci dà le notizie giuste. Eccola, è timida, ma non è timida, fa quelle finte timide che poi quando parte non la contieni più. Allora, come sono queste produzioni? Com'è? Raccontaci come si fanno. Io cuocio e basta. No, dimmi. No. Chi li fa? L'hanno fatti loro. Ne hanno fatti loro. E tu come li cuoci? Ferie. Come li cuoci? Nell'acqua. Nell'acqua, e poi appena escono dall'acqua cosa si fa? Li metti nel dove? Piattino. Nel piattino. E poi sopra c'è qualcosa di particolare che vogliamo sapere? Dell'ont. L'ont, ecco l'ont, sì. Oh, l'hai su vocabolari? E dopo? Dopo l'ont? E dopo l'ont dello zucchero e della cannella. Ecco, possiamo vedere il piatto finito, signori, il piatto finito. Eccolo là, eccolo qua il piatto finito. Ma in tal mio accendese denti. La prugna? Ah, c'è la prugna, quindi per quelli che hanno problemi di corpo, quella è perfetta. È un buon lassativo, giusto Nadia? Hai capito? Ecco. Si dite prugne, brundui. Ale, che la lei. Broms. Brindui, a chi ha disin al di dut. Poi qui. Brundui. Allora signori, non state a rimarcare. Qui abbiamo la Rita. La Rita cosa fa la Rita, cara Rita? Attenzione, lei cucina? No, condisci brundui. Condisci brundui. Perché non sapeva che sono gnocchi, no, che poi col brunduletto dentro, hai capito, no? Hai capito? Ma è col cook o ciancia cook? Ciancia cook. Ah, quindi si può mangiare tranquillamente ciancia cook, no? Assolutamente. Benissimo, ma poi abbiamo qua, continuiamo il nostro giretto, abbiamo i dolci, che è il dolce, e qui abbiamo il gelatino. Vedin, capiamoci un attimo, che bella signora, un attimino, girati un attimo, fai vedere le telecamere, non importa, no, come ti chiami? Giulia, abbiamo già scoperto un'altra Giulia, un'altra bella Giulia, tutte Giulie. Senti, cosa c'è, quali ingredienti abbiamo qui di gelato? C'è uno solo? No? Latte di malga, quindi... Sì, latte di malga, rigorosamente latte di malga, quindi è buonissima. Poi fatto da artigiani poi esperti, sì. Buonissimo, latte di capra, abbiamo un misto. Salsa e frutti di bosco, abbiamo di tutto. Quindi abbiamo di tutto. Poi in cima, cioè come cappello finale, cosa gli mettiamo sopra? Allora, c'è la salsa e frutti di bosco, altrimenti per i più temerari, il liquore ai lamponi. Un liquore ai lamponi. E noi toccherà venire a cercare dopo, sì, è buonissimo. Buonissimo, verremo a cercarlo, così sappiamo un attimino. Grazie cara Giulia, grazie. E qui abbiamo anche un'altra bella signora che continua, lei imperterrita a preparare i gelati a questi ospiti, è vero? È lei che si chiama un nome bellissimo. Anna, bellissima, Anna dai capelli rossi, Matteo chiude. Allora, bene, e quindi adesso continuiamo il nostro giro tra le contrade, alla prossima, rimanete lì. Signori, siamo arrivati in questa contrada, la contrada di Somavile, ma guardate che belle ragazze che ha Somavile, conosciamo queste ragazze, di nome? Angelica, bellissimo il nome, bellissima la ragazza, vedete? Allora com'è andata oggi e ieri? Bene, abbiamo lavorato tanto. Siamo contenti, adesso però andiamo a sbirciare che cosa si fa qui naturalmente a Somavile, quali sono gli ingredienti magici. Si entra? Chi? Venite, andiamo, noi siamo di famiglia, ormai si conosce. Eccoci qua. Bene, cari contradaioli, andiamo prima dalle signore qua, a sentire un attimino che cosa offre Somavile qua ai nostri ospiti. Allora, offriamo il plat di Somavile, che è un piatto di formaggi tipici con le pere, noci e miele. Il croston di polenta con il formaggio fuso e la pancetta abbrustolita, e la tiare di purcit con le patate, e
Ma vai stante di che roba che... Kraut e musette. Ah, che di Kraut e musette? È incredibile. E le torte. E le torte, bene, avete sentito che quanta offerta qui c'è in questa piccola borgata qui in cima a Paluzza. È vero, ho sentito che avete avuto gente, quindi la gente ha mangiato, contenta? Contenta, abbiamo avuto parecchia gente sia ieri sera che oggi, quindi benissimo. Molto bene, andiamo a vedere dei cuochi. Vedi, le signore poi distribuiscono, fanno il fino, diciamo, della cosa, ma il grossolano, le cose proprio, sai, quelle da uomini, devi stare lì, tagliare, spezzare e dopo anche lucidare volendo, perché tagli le luci. Ecco qua, eccolo là, il purcitut, c'è il calè, non è male, mi sa me. Allora, qui abbiamo Buglia, ormai fraternatissimo, conosciutissimo in tutto il miliardo di mondo. Ecco, caro Buglia, che cosa tu ci ti hanno mettuto a fare, ecco, digliele così. Io e fa la porchetta, in 40. Tutto fa la porchetta? Io le quette. Ah, eccola. Questo le cerca di restare 44 kg di porchetta. Quindi ha mangiato tutto, il chiaf. Ma senti una roba, ma il ciurvi e luz? Attenzione che ha mangiato anche la sorella. Dio, non ti vai a acclamarmi che la mia ceretta. No, sì, ma che lei era un furlan sicuro, perché il chiarniello sì, di ca. Ah, tu capito? Ma quindi la porchetta, chi ci mulla facendo? Ci metti in denti, si sa, si può svelare qualche mistero? No, è già pronta. È già pronta. Come di stialdale e servile come Dio comanda. Però ha bisogno di sapere stialdale. Assolutamente sì. Perché non adesso crude, ne massa quelle. Un po' di griglie schivin. Ah, chi l'è tutto organizzato, tutto comprato, perché no, sintiarniei, no, quindi vi volin vei la roba ahí, no volin là in prestito, è vero, volin vei la roba ahí, e quindi dud nostri, vedi capito, dud nostri. E quindi allora stanno che il toccuto qui. Volevi un toc? No, per l'amor di Dio, non mi senta, oltre che vegano? No, io sei un mangiatore veramente di quelli esageratissimi. Allora, lui è il collega. Ah, io sei il suo secondino. Hai capito. E io affettavi. Ah, quindi si smettuto proprio, ma però dici lo chef principale è Buglia. Chef Buglia che dopo insomma allora vestiti di neri come i sì, l'aiutut. L'aiutut, ma ti nome il chiappiello? Che smagrisce perché eccolo là, sì, danno sempre qualche mistero che si arriva a svelare, insomma, anche dal chef. E quindi comunque i vin che produziamo qui che l'ha a Ruba. E l'ha da Ruba, benissimo. E dopo vi detto che avevi anche i formadis. Avevano il plat di Somaville che era un mix di formadis con ma sempre robe le nostre, no? Tutte robe nostre, assolutamente. Ma quindi il mil, metuzzore dal formaggio? Assolutamente sì. Io adesso ci arriviamo a capire qui in queste scontrate qui. E provate a chiase. Per dite, ieri sera, quasi di ogni plat, quasi 100 portate per ogni plat. Quindi è stato un bel successo, un gran successo, diciamo così, no? Oltre di ciò che si aspettava. Benissimo. I siamo contenti perché anche la Inter dopo con che venga. Se la Inter venga, mangia bene, è contenta, a torne, e fa la pubblicità. Chi veniva, in salto perché? Perché in cucina viene la spribiella sfrutta di paluccia, no? Che è vero. No, ma lo vin detta chi. E come si stanno in dietro campo al palio. Ecco, vedi, fammi, dove che si strucchi, vecchia Laila che si trucchi, Mo, perché eccole là, la parrucchiera prontissima lì, No, perché vi da capire che fra poco partisce il palio, quindi partisce la sfilare, dopo sono i jukes e tutte queste robe qui. Allora noi vi da cori, perché e se no non arrivi in tempo, se no già Luca bello, le giacca stufato. E quindi noi vi d'accordo velocemente, quindi ringraziamo naturalmente a chi Somaville e noi ci sentiamo naturalmente in te prossime. A Ninjan. Ciao VDC. Signori, buongiorno. Eccola qua. No, qui no. Oltre il tagliut buonissimo, ecco, lei signora cara, cosa ha mangiato di buona bocca? No, dai. Polenta? No, polenta e arrost. Molto buona. Molto buona. Dopo il tagliut, spettacolare. Oh, una roba meravigliosa. Approfittiamo, anche se non sei in Friuli, ma sei in Chiani, arrivi a tirare su il vin bon, no? Porco Giuda. Che è l'importante? Tanta roba, mi tocca dirlo. Sia tra l'osteria della Placcia lì, della mia amica domenicana, che adesso torniamo a bere un brugalino. Ma il vinello è veramente buono. Da dove è Vigneso? Da Traves. Pordenon. Possiamo fare un saluto alla Traveso Alcolica? Sì, per forza. Un saluto alla Traveso Alcolica. Un saluto. Signori, buon appetito. Cosa avete degustato?
No, ci vedo degustare, sì, perché mi va bene anche a me, ma che dopo io e i Venetos non capisci nulla, ma miglior così. Allora, sul canale 80 vai su un di sì, un di no. Ah sì, a appunto. Brutte robe. No, ma come ogni dì mi pare, ogni dì come plan rivieni a tirarci fuori i nostri palinsesto un tic alla volta. Ci vedo degustate in che spalio. Ogni volta ogni roba in una borgaduta differente. E quindi si letto un altro dolce dite che chi però lo mangi dopo i formaggi di Sonville. Prima i mangiati invece di Chersons e di Liusul. Robe di lusso. Robe di alti livelli, vergognosissimi. I presi che sono a torte, no, te ristoranti come, no? Dove ti domandi in 12, 14 euro su un primo. Beh, ma sono onesti. Ma il Cerniele così. Per la qualità che è andata. Ma tu capisci perché noi sentiamo piazza, perché? Allora, grazie e buon appetito, buon appetito. Andiamo davanti come andiamo su a Teste 11. Allora cari amici, siamo arrivati anche nella contrada di Teste 11 e naturalmente nella contrada di Teste 11 andiamo a sentire quali sono i cibi e le specialità che propongono. Allora entriamo, velocissimamente entriamo, ecco qua, buongiorno. Dove abbiamo qua le signore della cucina? Ecco, scappano tutte, incredibile, scappano tutte. Ora però partiamo in primis partiamo con i dolci, con questa bella ragazza qua. Ecco, che si chiama? Alicia. Ecco Alicia, senti un po'. Dici quali sono i tipici dolci che oggi qua proponete agli ospiti. Allora, quella che attualmente è stata più, fra virgolette, richiesta è quella con all'interno ricotta e gocce di cioccolato con amaretti. Ma vedo che ci sono tanti tipi di dolci, cioè una scelta esageratissima. Sì, sono i nostri
Fermali! Oh, qui signori, scusate, qui le donne bisogna prendere al volo che sennò scappano, ecco. Quindi, e poi oltre ai dolci che cosa propone qua a Testeon? Allora abbiamo polenta e fricco, il goulash e il plat al contadin che è un piatto di affettati. E basta così. E c'è la cucina ancora in funzione o appena chiuso, ma c'è qualcuno in cucina? Riusciamo ad andare a sbirciare? Allora, noi che siamo curiosoni, adesso andiamo a cercare. Andiamo a cercare delle persone in cucina che ci faranno vedere, eccolo qua, qui abbiamo Cesare, eccolo qua, Cesare che ci dice c'è che fa anche in cucina. I prodotti. Polente frico, polente spezzatin e il plat dal contadino. Secondo te sei la roba abbiamo avuto successo? Sì, abbiamo avuto successo. Abbiamo avuto successo, benissimo. Tu hai fatto il cogo tu? Io davo, siamo tutti insieme. Da una mano tutti insieme. Anche Federico qui, Allora, sentiamo il Federico. Federico del polentare, come voi domandiamo a Federico, troppe spolente scalafat? Decine, ma di 3 kg? 50 mo. 50, no, 3 kg una polenta. Piccole che sgrane o che spicciole? Sì. Una quarantina di chili, quindi avete fatto un grum, Sì. Ecco, come ormai tu specializzato in polentes? Sì. Benissimo, adesso. E la scrostes, vedo venduta anche la scrostes, vedo mangiare. Sì, c'è stazza che viene qui abbiamo la rea di alti livelli. Signore, poi andiamo qua dalle signore che stanno preparando naturalmente il formaggi, che arriva da dove, cara? Viene, ecco, vediamo questa bella signora qui che ci dice il nome, si presenta. Sono Silvia, sono qua in cucina a dare una mano. Eccola là. Questa è la preparazione per il piatto del contadino. Ecco, il piatto del fanusione un attimino che è il piatto del contadino. Cioè, si incuriosci? Formaggi da due, tanto parlare. Sudri, 2 mesi. 2 mesi, attenzione, è importantissimo, formaggio 2 mesi. No, ha un pronto, ma non si fa adesso al volo, vedi un attimino, giusto per capire. Salam di tamau, affumicato. È che dal shindik? Che è dal shindik. Che è dal shindik, è il salam dal shindik. Poi? Una birute, perché ma birute non mangia mai, di tegni dal fresco, poi vediamo un attimino, ma è fornito qua un attimo che sta cerino fuori, che non sa da faioli, un attimino, eccolo qua, ricotta. Ricotta affumicata, tipica carnica, che appunto ha queste fumature, e questa qui è anche vende a Sudri, da caseificio di Sudri. Dici che nelle nostre latterie de Valade. Esattamente. Perfetto. E quindi vin salam, e vin formaggi, e vin squette, e questo è il pane fresco, i filoncini, anche quelli di Timau. Di Timau, bene, il panificio di Timau. Sento una roba, e là il fricco, in dei denti, a parte il formaggio, in dei denti qualche altro o è il normalissimo fricco che si fa? No, facciamo il fricco normalissimo, lo facciamo con le scartofole sbolides, talaghe e formaggi sempre di Sudri, usando insomma prodotti locali, no? Il più possibile. Tanto per dire 3 tipi di formaggi? 2 tipi di formaggi, il 2-3 mesi e il 5-6 mesi. Ecco, vi capite anche che, perché qualcuno non sa, allora manco per far capire un attimo che... La ricetta è un segreto. La ricetta è il segreto, quindi la quantità... Vi già detto in massa, perché dopo la gastronomia, dopo è alla sua cura, al suo misteri, certo, ma insomma la nostra contrada viene a vonde apprezzare come gastronomia. Ma di fatti è la contrada, sapete benissimo, è la contrada che è slumbri di più i teams. A chi è squadra di minore si indichiamo in che balle, che si scatene, che le chelate. Come così alla chitarra qui è? Lino po'. Lino. Ecco, da là? Da Ciurciovin di Sot. Ciurciovin di attenzione, Ciurciovin di Sot. È vero. Quindi da una vita che sono in. Vino tanto, insomma. Vino sei nato in qualche complesso invece? No, sono in Saltuario. Vino fatto nelle scuole? No. Ma intanto sei sul prezzembo, sei da perdut? Sei un autodidatta. Un autodidatta, ma l'autodidatta le che non splasa noi, perché con che la fisarmonica ha in tone un do o un sol o un fa, eccolo là che partisce in tutti e due. Invece la fisarmonica è vin? Ale Claudio. Claudio sempre? Di Ciurciovin. Sempre di Ciurciovin, ma io conosco. Quindi Claudio, anche tu autodidatta? Io ho fatto a scuola da Sens, conoscevi il maestro di musica. Ma... In Cean?
65 anni fa, avevo 10 anni. 10 anni, pensai 65 anni fa con che si attaccava su una fisarmonica che era in due che ballava. Sovente a Paluccia in bicicletta, anche novembre, dicembre, Capagleri con la neve, sempre in bicicletta. Quindi- A un'ora di scuola di musica. Un'ora a scuola di musica. 65 anni si sono nella fisarmonica. Sì, sì. Hai cominciato a 65. Ma hai un nome chiesto o non hai sotto letto? Sempre chiesto. Sempre chiesto. Dall'inizio avevo, ma già lei c'è fuori. 57 anni. Questa qui ha 57 anni. Comprato nel 1965. Sì. La prima paia, perché sennò chi era... Comprare Invece di comprare stupidaggini, al mistier e qua che mi stava un francut, un ticca alla volta, un anno dopo ero apprendista e ho comprato l'armonica. Ha costato 120.000 francs in lire, a chi che l'armonica ha 120 bass e ogni bass ha costato 1.000 francs. 120.000 lire. 120.000 francs, pensate, la storia. La storia di questa armonica hai sempre chiesto. Sempre chiesto, ecco. Non mi interessa vedere. Ecco, invece al violin avevo un altro ormai personaggio che lui ormai che come per molti è lui. Walter Walter Lazzara, no? Lazzara, quindi Palucian. Sì, Palucian. E quindi da quanto suonino il violino? Mio padre suonava il violino, allora da frutta cominciava a srandolare che la luce la tendeva, no? Dopo, si era a scuola professionale, era una professoressa che insegnava musiche e aveva fatto il conservatorio e fa 2 anni con lei. Dopo plan planuto un ticco sì, un ticco là, dopo un po' si è andato soldato, un po' si è andato in Germania, dopo sei tornato e dopo è chiatato in da Testeons come loro qui e ben cominciato a suonare là in davanti. Come se noi tre praticamente siamo abbastanza aggiornati come musicalmente, no? E riuscì a tirare fuori suonate di cartello, no? Sì. Sono belle suonate. Almeno. Alla Vinson. Sono che svecchiute, gente che faceva mio pare che la scriveva. Appunto, che ormai nessuno suona più quasi. Oh, nessuno. Sono cimelios da tenere e portare in davanti. Ah sì, io ho i 4 libri sulla Juve e conto che è un spettacolo. Ma che violino in chiesa? Che di tuo padre? Mio padre ora 150 anni. Che violino è? Sì. Suonava già lui. A 20 anni che era da lui, figurati fin come. E allora, sul serio, ha più di quasi 150 anni. Sì, sul serio. Va bene, ecco, avevi conosciuto anche i suonadori? Le ultime suonate. Le ultime suonate. Allora, prima suonate che non sono sempre suonati, la giovelane. Imparare dai musicanti di una volta. Ecco, allora sentinle e registrinle sono ridotte. E allora, da qui, da queste belle vallate, da questo bel panorama qui da Testeons, insomma dell'iglesia di San Nicolò, vi lasciamo con questo palio 2022, con i Jux, con la sfilades e con la gara vera e propria che è di Tiaroggiole. E noi ci sentiamo naturalmente il prossimo anno con tornati palio, vi lascio a 12 queste belle gare qui da Palucce. Mandi!
Grazie Andrea, è sempre un piacere, un'emozione portare il saluto dell'amministrazione di Paluzza, che ho l'orgoglio e l'onore di poter rappresentare. Portarlo al palio è sempre un'emozione particolare, oggi lo è ancora di più, perché già entrando e aprendo la sfilata ho avvertito questa piacevole sensazione di emozione che dopo 2 anni, devo dire, la ripartenza è dovutamente, che non è mai facile, dà un'emozione particolare. E lo vedo anche nella partecipazione di tutte le contrade, con questa partecipazione anche numerosa all'interno delle contrade, perché c'è l'esigenza, c'è la necessità di ritornare a un senso di comunità dopo 2 anni e vivere la comunità con tutte le nostre tradizioni, la cultura, la storia, la gastronomia, tutti i nostri valori che oggi come montagna torniamo a mettere in campo dopo 2 anni. E credo che oggi si veda quello che la montagna sa dare e come deve essere valorizzata. E credo che oggi il saluto dell'amministrazione non possa essere che un saluto di riconoscenza per tutta questa cornice di pubblico, questa partecipazione, ma soprattutto per i Giovis di Chienti che da 36 anni con qualche defezione, se no saremmo, Andrea mi pare, verso oltre i 40, organizzano questa kermesse, che è veramente una kermesse che ci dà lustro e in una montagna densamente spopolata ci dà sempre un segnale di vivere la montagna con un futuro pieno di ottimismo. 2, 1. È partita questa 36esima edizione del Palio con il gioco da Straz. Via, vecca le stiampate. Vai, ecco la contrada di Lusciule è partita, anche la contrada di Cente è partita. Bene. Vile è arrivata a portare il primo tronco. Un tipo di clappate, diciamo così. Bravi bambini. Ecco che è arrivata anche la Uline. Bravissimi! Il è finito! Bravissimi! Ed è arrivata anche l'Usciule Tausie. Dai Ciurciuvin! Poi dipende anche dall'età, perché l'età minima è la frequenza la prima della scuola primaria e l'età massima alla quinta della scuola primaria. Quindi anche la difficoltà va in base a quello. Che spiace che mi ha spreato. Ma chi ha le cebrate che frutte? Dio! Bravi! Dai Sudri, dai! Agguerritissima la contrada risombrata, son piccoli ma son veramente veloci come fuggette. C'è la contrada di Vile con Maier Axel e Plazzotta Laila. Al secondo posto la contrada di Somprat con Job Beatrice e Morassi Gioele con un tempo di 1 minuto e 23 secondi. E infine al primo posto con un tempo di 1 minuto e 07 secondi la contrada di Somavile con Maieron Iari e Barametta Evelyn. 3, 2, 1. Anche il 36esimo Palio del Seon è partito. È difficile. Bravo pubblico.
C'è molte zelade? Ma la vuole. Ma non è vero! Fatta fatica. Per prepararci ad accogliere quella dicente e Naunine. 3. Naunine. 3, 2, 1. Hanno messo vicino alla TAE anche Ciul e... Quindi, Pardaur, Cleules, preparatevi, fatevi trovare pronti. E centale! Vai Naunine, non stiamo là! A non smanchietant, forse! Vai, dai Kizzin, ole, dai! Su, alle là! Oh, dai! Ale! Bravissimi! 1. Ricordo nel frattempo alla seconda squadra di Liusciule Tausie e a quella di Somavile di prepararsi perché la prossima tocca a loro. Dai Calè! Dai Ale! Pardaur! Vai, dai Cleules, Calè, tu sei! Vale! 2, 1. Dai, attivi, dai! Ci siete, l'aria è fresca, non state facendo fatica, forza! Vai Liusciul! Ci siamo! Ole! L'ultimo sforzo, ultimissimo, ci siamo! Oh, dai! Non stiamo là! Cin, siet, trema ancora. Sudri, bene, tuo scegli. 3, 2, 1. Sono partiti! Sono partiti e con una grinta pazzesca da parte di Vile che chiamontica nos rompi in seon. Li vedo molto attivi. Vai Vile! Vile ha quasi superato la metà, ma anche Sudri non scherza. Vedete che le tecniche sono leggermente diverse. Bravi ragazzi, su! Dai Calè! Anche Sudri subito dopo. Questione di secondi. 3, 2, 1. Partiti anche loro con una super velocità. Sembra quasi incredibile una velocità del genere, soprattutto da una coppia che ha appena finito di partecipare anche per un'altra contrada, cioè quella di Somavile. E sono quasi a metà della TAE. Vai, dai Place! Non siete lontanissimi, bravissimi Place! Forza! Siete lì, vai Place, non stiamo là, forza! Vai! Olè! È andato per sopra! Vai Dai Place, che ci Place, dai, sei! ultimi sforzi! Dai! Applaudiamo tutti i ragazzi che sono giovanissimi! Bravissimi!
Giorgio e Silverio Andrea. Al secondo posto, con 1 minuto 0 secondi e 9 decimi, c'è la contrada di Cente con Di Cento Giorgio e Silverio Andrea, e quindi vince la 36esima edizione del Palio del Seon la contrada di Giorgio V con Rimo Hermes e Federico Elio, 54 secondi e 62 decimi. Andrea, vuoi dire tu 2 parole? Ecco, questo è il premio. Ennio consegna materialmente un ricordo di una persona che utilizzava normalmente, ma anche qui in piazza, il sapin per portare fuori i pilons che abbiamo appena visto, e quindi il premio Memorial Lele Plazzotta. Ma anche precisa, perché se il carico è sbilanciato poi tirare la tirogile sarà complicatissimo. È un misto tra velocità e tecnica. La contrada che ha finito la chiave dovrà prendere la tirogile, arrivare alla sua postazione e alzare le mani. È partita! C'è Bailey e c'è Liu Shul! Somavile! Sompra! Casali Sega! Pardaur! Ville! Sudri! Gira! Cente! E eccoli che arrivano anche Cleoles! Eccoci! Sono arrivati tutti, la differenza sarà di pochissimo. Allora, al terzo posto abbiamo la contrade di Somprat con Job Romano e Morassi Alessandro. E al secondo posto di questo palio da chiame abbiamo la contrade di Somavile con Di Cento Giorgio e Di Cento Patri. E quindi vince il palio da chiame la contrada di Liu Shul e Daustie con Clara Stefano e Zamparo Matteo.
E quindi la vincitrice del Palio 2019, che è l'ultimo palio svolto, partirà in pole position. Vedremo se riuscirà a mantenere questa posizione durante tutta la gara. Ecco lì c'è un bello sprint, allora approfitto mentre rientreranno a breve per raccontare a tutti, ma se avete anche il cellulare in tasca, su Facebook, grazie a Radio Studio Nord, sia su Facebook ma anche sulla... Grazie a Radio Studio Nord, sia su Facebook ma anche sulla sito di rml.it potete vedere la gara in diretta anche nel corso. Con Jessica e della Pietra Cristel. Sono arrivate talmente stanche che non ho fatto neanche lo sprint, cioè una si è presa la postazione dietro già rassegnata. E in arriva anche la prossima contrada di Ciurciuvin, se non leggo male, Morassi Veronica e Morassi Aurora. No, non è la contrada di Ciurciuvin, è la contrada di Pardaur con Del Fabbro Virginia e Franco Antonella. Eccola, Flace. Con Baritussio Ingrid e Durighello Luigina. Dai, fino alla fine, Con Santale Elisa. Sono arrivate tutte, giusto? Sono arrivate tutte. E allora facciamo un applauso complessivo a tutte queste 16 splendide ragazze. Ciurciuvin con Morassi Veronica e Morassi Aurora, 3 minuti, 8 secondi e 72 centesimi. Bene, secondo posto, la contrada di Cente con Mairon Paola e Grassani Orietta, 3 minuti, 6 secondi e 60
66 centesimi. E quindi la prima classificata della 36esima edizione del Palio Talpè, la contrada di... la contrada di... chi sarà mai? Somavile! Romanin Paola Vicenta Martina, 2 minuti 43 secondi e 59 centesimi. Brave ragazze, bravissime! Vicinissimo c'è Somavile, a seguire Casali Sega con pochissima distanza. Quindi abbiamo un bel distacco da adesso in poi. Raccontaci cosa si vive sulla via Roma. Allora, è il microfono che non prende molto, ma abbiamo Vile, transita Vile, Pardaur, Place e Cente praticamente attaccati. Arrivano anche Giurgiuvi e Sudri, e infine arriva Contrada con Sopra, force, dai! Attenzione, siamo prossimi al cambio, sale la tensione anche per chi deve prepararsi. Eccoli, infatti è Somavile il primo a fare il cambio. Somavile, ma attaccatissima c'è Liushul, vai Liushul! Quindi c'è stato il sorpasso nella parte nord. È arrivato anche Casali Sega al terzo posto nel cambio, ma tutto può essere. Devono arrivare in fondo alla via Roma, fare il piccolo San Giacomo e rientrare per fare tutto il giro fino a Somavile. Un cambio rapidissimo e riparte. In arrivo anche la contrada di Place, seguita vicinissima da quella di Livile. Vicinissimo il cambio e vediamo, li vedete mentre partono per terminare il loro percorso. Arriva Sudri, arriva Cente. Sudri che ha perso un'età, bravissimo Recup. Fa il cambio anche Ciurciuvin. Ricordiamo che per regolamento il carico deve essere ricostituito per intero appena la squalifica. Tutto può essere. Comunque il podio sembra chiuso, queste tre contrade. Tra l'altro le prime due, Somavile e Liushul vincitrice uscente, Somavile è la contrada più vincitrice del palio. Eccoli, forza ragazzi, non ci dimentichiamo di loro.
Palio Somaville, Liusul, Casalisega, Pardaur al quarto posto. Arriva adesso Pardaur. Al quinto posto Pardaur, al quarto posto Place. Grazie, perfetto. Ecco arrivare anche Vile. Sesta classificata la contrada di Vile. A seguire la contrada di Sudri che si guadagna il settimo posto. Ragazzi, rimanete tutti in piazza un attimo, aspettiamo l'ultima contrada per poi fare la proclamazione unofficial e poi seguiranno le premiazioni fra circa 15 minuti. Quindi tutti qua in piazza, non muovetevi che dobbiamo salutarvi tutti. Quindi mancano 4 contrade? Gente è arrivata, Somprata anche. Ciurciuvin, arriva Ciurciuvin. No, la contrada di Claudio si è rotto? Ha rotto la chiarogine, mi dicono. Ok, ecco che è arrivata Sompra. Chi? Bene, quindi la contrada di Cleulis la consideriamo ritirata, confermate? 36esimo Palio d'Astiarogiules per la 14ª volta alla contrada di Somaville. I festeggiamenti solo un attimo per... E per Paluzza in PIP! E per Somaville in PIP! Yeah! Al terzo posto di questo Palio d'Astiarogiules c'è la contrada di Casalisega. Consuli Michele del Negro Ruben, Munfe Simone Menti Daniel. Un applauso a questi ragazzi, forza pubblico! Passiamo così alla seconda classificata di questo palio, che è la contrada di Liusciule Tausie. Traigano Marco, Merluzzi Patrick, Morocuti Gianni e Morocuti Antonello. La contrada che ha vinto il 36esimo Palio d'Astiarogiules, che è la contrada di Somaville, con Diceca Patrick, Tortul Enrico, Rover e Federico della Mea Giuseppe. Per il palio 3-6 vinto da Somaville, sulle mani! Sulle mani! Sulle mani! Sulle mani! Sulle mani! Grazie! Divertitevi che la serata è lunga!